Inizia a farle la domanda, mister. Ci si aspettava una reazione dal punto di vista del risultato e quello non c'è stato, e poi aveva parlato anche di orgoglio di questo gruppo. Le chiedo se nei 90 minuti l'ha vista, forse solo a intermittenza. Sì, no, è solo un po' a intermittenza, purtroppo ci complichiamo le partite da sole, avevamo fatto anche un buon inizio, l'avevamo interpretata bene, eravamo andati in vantaggio. Si sa che quando giochi contro squadre che si chiudono la cosa più difficile è cercare di sbloccare le partite. Allora, l'avevamo fatto, poi ci siamo fatti riprendere e pensavamo di poter fare un altro tipo di secondo tempo, invece siamo ritornati sotto e poi la partita è stata difficile. Ecco, com'è possibile che la Juventus cada tante volte in errori così? A Oporto 2 gol dopo pochi secondi nel primo e nel secondo tempo, con la Lazio di fatto una dinamica veramente molto simile a quella di stasera. Cos'è? Inesperienza, ingenuità, concentrazione? No, sono simili al gol che abbiamo preso con la Lazio, sono errori che purtroppo stanno capitando un po' troppo spesso, perdiamo di concentrazione anche perché il secondo tempo era iniziato da pochissimi secondi, quindi dobbiamo migliorare, dobbiamo capire che non possiamo stare deconcentrati neanche un secondo in questo momento, perché ogni volta che perdiamo palla su qualche disimpegno poi alla fine prendiamo gol, quindi l'obiettivo è quello di essere concentrati al massimo, perché tutte le volte che sbagli poi è giusto che le paghi. Diletta. Scusate, stavamo dicendo proprio questo, Sì. sono stati quelli 2 momenti in cui la Juventus ha perso la concentrazione e poi sono arrivati i gol, Fede. Sì, assolutamente, assolutamente sono d'accordo con l'analisi di Andrea, soprattutto anche sull'inizio della partita dove loro hanno effettivamente impattata meglio del Toro, e anche sulla discontinuità poi dei 90 minuti durante la partita. Andrea, ti faccio una domanda sulla manovra. State andando molto, è vero che è difficile contro squadre chiuse, molto sugli esterni, tantissimi cross, sia stasera sia contro il Benevento. Manca un pochettino di profondità centrale, di scambi, di fantasia, di, diciamo, soluzioni diverse, ecco, rispetto a quelle che stiamo vedendo. Ma lo sai meglio di me che quando giochi contro squadre che si chiudono basse, la profondità soprattutto centrale è difficile da attaccare, quindi lo puoi fare quando sei 30 metri più avanti, ma mentre quando devi attaccare una difesa che si difende quasi nell'area di rigore è molto difficile attaccare anche la profondità corta, quindi siamo costretti ad andare sugli esterni e a cercare di trovare l'ampiezza per poi attaccare l'area di rigore con un po' di giocatori. Queste sono le soluzioni che proviamo, soprattutto quando si giocano con squadre che si chiudono, che giocano con 5, quindi devi avere la pazienza di allargare la manovra, di trovare lo spiraglio giusto e di riempire bene l'aria, anche perché andare direttamente a cercare la profondità diventa sempre difficile. Massimo Donati. Sì, ciao Andrea. Ciao. Lasciando stare le cose tecniche, tattiche, gli errori che ci stanno in una partita e si può parlare all'infinito, a me non è piaciuta tanto la reazione subito dopo il secondo gol, arrivato dopo pochi secondi. Per 20 minuti, 25 minuti la squadra sembrava spenta. Sì, creato qualcosa, ma nei contrasti, nella determinazione, nella voglia di andare a recuperare il risultato non ho visto una grande reazione, e secondo me questa è una cosa che preoccupa, perché da grande squadra, la squadra che ha obiettivi importanti, deve fare di più. Ma no, a me non mi è sembrato. Dopo il secondo gol comunque abbiamo ripreso in mano la partita, abbiamo preso un palo, abbiamo avuto occasioni con Cristiano in area, quindi la reazione c'è stata, però è normale che una squadra che si difende con tanti giocatori in area, il gioco diventa meno fluido, meno veloce, perché devi avere il tempo di pensare e devi avere il tempo di poter allargare le loro maglie, quindi su questo punto tuo di vista non lo trovo corretto, perché il secondo tempo dopo il gol abbiamo avuto comunque una reazione creando diverse occasioni da gol. Cioè, volevo dirti che appena avete fatto il 2-2 ci sono stati quei 5-6 minuti invece che la squadra andava a 6.000 all'ora. Ovviamente dal campo si ha una visione della partita, da qua sopra è diversa senza dubbio, ma appena avete pareggiato avete visto la squadra che ha iniziato ad andare a 1.000 all'ora. Poi, ripeto, in queste fasi possono essere tutti gli errori, occasioni da una parte e dall'altra, però quello te l'ho detto perché si è visto da qua sopra. Ecco. Sì, no, ma l'errore in campo ci stanno, lo fanno i giocatori, lo fanno gli arbitri, lo fanno gli allenatori, quindi quello deve essere a parte. Però è normale che quando sei 2-2 e manca pochi minuti vuoi vincere la partita, cerchi di dare anche quello che non hai più nelle gambe.
Luigi? Come si allena la concentrazione? Forse è la domanda delle domande, perché soprattutto nelle ultime partite poi alla fine ci sono dei gol appunto su episodi, dei gol che vi siete fatti quasi da soli, al di là dei meriti ovviamente degli avversari. Sanabria oggi ha fatto una cosa fantastica sul 2-1, però c'è un margine per migliorare. Come si allena questa attenzione che non sempre sembra al massimo? No, bisogna stare sul pezzo, tenere la concentrazione al massimo, capire il momento che stiamo vivendo, poi normale che abbiamo giocato tante partite, tanti giocatori sono stati in nazionale, hanno viaggiato e quindi un po' di lucidità viene a mancare, però non possiamo permettercelo perché siamo in un momento delicato, abbiamo bisogno di essere concentrati al 1000 per 1000 e purtroppo tante volte non è così. Com'è lo spirito della Juventus in questo momento, Pirlo? Perché è successo anche altre volte che subisse delle rimonte, però adesso è un momento clou, insomma, della stagione ed è una squadra che prima forse non era così abituata a questo momento ondulatorio, ecco, che state attraversando. Ma lei è soddisfatto della sua squadra? Ma no, quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da lavorare, c'è da migliorare, lo sappiamo. Stiamo cercando di fare questo, però abbiamo bisogno di vincere le partite perché quelle ti danno serenità. Normale che non siamo contenti di come sta andando la stagione, stiamo perdendo tanti punti per strada e quindi c'è solo da lavorare per poter migliorare. Andrea, un'ultima domanda. Avrai adesso, scusa, questa settimana, dalla prossima, una settimana di tempo, no? Quindi avrai più tempo per poter programmare la settimana, che è una cosa che assolutamente per gli impegni ti è mancata. Ecco, su cosa lavorerai principalmente o inizialmente? Cioè la cosa che ti sei promesso di dire: ok, su questo devo lavorare una settimana di tempo, vado su questo principio perché non sono riuscito ad allenarlo bene perché non ho avuto il tempo, giustamente. Sì, no, dobbiamo lavorare su tanti principi di gioco, l'occupamento delle posizioni in modo diverso e migliore, perché tante volte, soprattutto sapendo che giochiamo contro tante squadre che si chiudono, avere più soluzioni, più giocate anche tra le linee, liberare più giocatori che possono poi guardare in avanti, mentre in questo momento stiamo giocando molto in orizzontale, quindi diventiamo molto prevedibili. Però dobbiamo, come ti ho detto prima, migliorare, metterci con la testa bassa e cercare di fare molto meglio. Già a Grazie. partire tra 4 giorni nella partita contro il Napoli, quindi in bocca al lupo. Grazie. E Grazie, buon Andrea. lavoro ad Grazie. Andrea.